Antonella Cutrona dalla Corte, che rappresenta sicuramente un punto di arrivo importante nell'ambito della caffetteria, con tutti gli annessi e connessi. Nell'ambito tra l'altro di coffee show, latte art, c'è anche la possibilità che chiunque, anche chi non è addetto ai lavori, si renda conto di tanti passaggi, quelli che poi fanno sì che si arrivi all'offerta finale, quella del prodotto finito, dal chicco al caffè. Sì, e infatti come si può vedere dallo stand che praticamente è stato preso d'assalto, oggi è da stamattina che continuiamo a fare cappuccini, caffè macchiati, espresso Wuo Tenango, dello slow food e in più la gente è veramente attratta a vedere come si lavora il caffè, come si fa la cosiddetta latte art, quindi chiede il cuore, la foglia, si cerca proprio di portare e di interessare il pubblico ed avvicinarlo a quella che è la qualità del caffè in tazza, che è lo scopo per cui siamo qua. Tra l'altro anche carina l'iniziativa del concedere la possibilità a chiunque di cimentarsi in questo tipo di attività, perché magari ci si sente un talento, operatore del settore o semplice appassionato, e si scopre o di non esserlo affatto oppure sì, di esserlo e come. Noi diciamo che abbiamo portato avanti questa operazione in varie esposizioni, perché abbiamo visto che persone interessate, anche non baristi, ma interessati, si sono scoperti poi avere una passione. Devo dire che è successo anche a me, dopo anni e anni di sponsorizzazione delle campionati latte art, finalmente ho scoperto e lo trovo molto rilassante, è bello disegnare sulle tazze, è molto bello.